Consiglio regionale vetrina d'onore per la 31esima mostra internazionale di illustrazione per l'infanzia di Sarmede, in laguna l'anteprima della manifestazione che sarà inaugurata sabato. Fiabe e leggende del Messico, il tema di quest'anno, e messicano è anche l'ospite d'onore, l'illustratore Gabriel Pacheco, senza dimenticare però casa nostra. Rispecchia un attimo anche quelle che sono le nostre tradizioni, vediamo che queste illustrazioni anche che sono state presentate oggi, i 4 testi presentati riguardano un po' ad esempio i cibi, i lavori, le tradizioni del nostro Veneto, sicché Sarmede in questo caso ci rappresenta in toto. Noi abbiamo sempre ospitato nazioni culturalmente anche lontane, il Messico, l'India, il Sud America, eccetera, però ogni anno abbiamo tenuto presente la situazione locale, le tradizioni locali, le fiabe locali. Da alcuni anni pubblichiamo dei libri, c'è sempre questa doppia attenzione, guardare molto lontano però non perdere di vista il territorio. Rassegna per l'infanzia e mostra d'arte. È un'attività rivolta ai più piccoli, ma è tutto sommato una promozione alla lettura del libro illustrato che nel nostro paese non è ancora molto diffusa come lo è in tantissimi altri paesi del nord Europa, ad esempio. Da qui al 19 gennaio il Paese delle Fiabe accoglierà dunque grandi e piccini. La mostra poi prenderà altre strade, da Monza a Potenza, da Lugano alla Normandia.